Chi meglio di un tifoso bianco-azzurro poteva essere presidente dell'Acraga? Sì, in effetti è la prima volta forse che un tifoso diventa presidente, come ho detto più volte, e spero che tutti i tifosi raccolgano questo messaggio, si avvicinino alla squadra. Capisco che la categoria è bassa per quelle che sono i palati fini della città, dei tifosi, però ormai siamo in questa categoria. Anche altre piazze hanno subito e subiscono questi rovesci, però non abbandonano la squadra. Quindi l'invito e l'appello è che domenica tutti i ragazzi, i tifosi affollino lo stadio Seneto per quanto possibile, in modo che anche i ragazzi che giocano sentano la vicinanza della città e della tifoseria e ci diano una mano anche con il contributo proprio dell'incasso, oltre che dei vari sponsor e cose, a fare sì che questa società possa uscirne da queste secche della promozione e ritornare, se non immediatamente nelle categorie professionistiche, quantomeno in categorie dilettantistiche superiori a questa attuale. Ci saranno novità imminenti? Novità imminenti, diciamo c'è stato questo passaggio societario, non tanto per la mia persona, però dico, è servita a dare una scossa all'ambiente che un po' si era cristallizzato e quindi c'è qualche piccola novità, nel senso che qualche sponsor si sta avvicinando timidamente, speriamo di allargare questa platea di sponsor oltre agli amici che ci stanno vicino, e in modo da poter avere quella liquidità necessaria per allestire una formazione che anche quest'anno, anche se con difficoltà perché siamo partiti in ritardo, possa fare quantomeno i playoff e tentare di salire in eccellenza. Un ritorno alla categoria che conta? Un ritorno alla categoria che conta sarebbe la Serie C, anche se molti dicono vabbè la Serie C ci porta iella, ogni volta che arriviamo in Serie C per un motivo o l'altro. Io ho assistito a 3-4 fallimenti nella mia vita, per cui ci porta male questa Serie C, chissà che la prossima volta non sia la volta buona perché possiamo mettere i piedi, però dico, non vogliamo altri per ora, siamo in promozione e facciamo un passo alla volta, per ora l'obiettivo è l'eccellenza. Bisogna trovare la società giusta per non subire quello di cui parlavamo. E appunto, prima questa società farà molta attenzione a quelli che sono i bilanci, non vogliamo prendere impegni che poi non possono essere soddisfatti, perché purtroppo io faccio sempre l'esempio della famiglia, nella famiglia c'è l'amore, c'è la passione, ma c'è anche l'aspetto economico, ci sono le bollette da pagare, ci sono i mutui e tant'altro, e così è una società di calcio. Oltre alla passione del tifoso, degli sportivi, tutti vorremmo qui Messi e Ronaldo, ma c'è l'aspetto pure aziendale, economico, che è preminente spesso all'aspetto tecnico, perché se non c'è un'azienda alle spalle forte non ci potrà mai essere una squadra forte.